Ma sì che ci sono, buonasera, buonasera amici di Jesolo, buonasera, buonasera e grazie per essere intervenuti anche quest'anno qui in Piazza Aurora per la finale di Miss Veneto 2018. Siete sempre tantissimi e questo ci fa molto piacere e queste sono le nostre ammesse a questa importantissima finale regionale che darà la possibilità a 2 di loro di accedere direttamente alle prefinali nazionali. Perché? Perché ovviamente questa sera andremo ad eleggere quella che sarà la Miss Veneto e la Miss Cinema Veneto. E un applauso lo voglio anche per il maestro Gianni Favro, in arte Gianni Sax, e un ringraziamento lo faccio anche subito al nostro DJ Gianmarco De Michelis che ha aperto la serata e curerà la colonna sonora di questo appuntamento. Bene, abbiamo 39 ragazze prontissime, tra l'altro bellissime, nate da tutta una serie di selezioni, sono state davvero tante che abbiamo organizzato in questa bella regione. Però insomma la tradizione vuole che la ragazza che si è aggiudicata su questa piazza lo scorso anno il titolo andrà a consegnare la sua corona al sindaco della città, e quindi io inizierei col chiamare Ketty Stevanato, che è Miss Veneto 2017. Prego Ketty, magari Gianmarco se dai una base così lei farà la sfilata, grazie. Bellissima e ancora più bella in questo anno da reginetta della nostra regione. Buonasera Ketty, come va? Com'è tornare su questo palcoscenico? Buonasera a tutti, è un'emozione davvero grande, non pensavo, ma stare dall'altra parte è una cosa forte, veramente sono emozionata anch'io, sono contentissima di essere qua, che mi avete chiamato. Ritornare qui a Jesolo e rivivere l'esperienza dell'anno scorso che è stata veramente fantastica e inaspettata soprattutto. Anche perché ritorna davvero perché lei dall'anno scorso ha intrapreso una carriera fortunata di modella e di indossatrice, per questo siamo davvero molto felici. A questo punto arriverà il sindaco Valerio Zoggia, il sindaco di Jesolo. Prego sindaco se si può accomodare, insieme al sindaco l'assessore al turismo Flavia Pastò. Arrivano qui, eccoli qui, prontissimi. Signor sindaco, sono tante. Buonasera sindaco, buonasera a lei, buonasera assessore. A questo punto poi arriveranno i saluti, però dobbiamo fare quella cosa, prendere la corona. La viene a ritirare Paola Rizzotti, titolare dell'agenzia Modashow.it, esclusivista di Miss Italia in Veneto. Sindaco, a lei il compito di togliere la corona dal capo della nostra Ketty, però la fascia sarà sempre sua. Ecco, qui è arrivata Paola Rizzotti, colei che ha curato la produzione e l'organizzazione di tutte le selezioni di Miss Italia in Veneto. No, non si può, è preziosissima, sto scherzando ovviamente. Paola, noi ci vediamo più tardi, grazie. Conserva, perché ragazze, guardatela bene questa corona, sarà nel capo di una di voi questa sera. Brillano gli occhi e non è il riflesso di Miluna. Grazie Paola, grazie Ketty e grazie alle ragazze che le facciamo rientrare a questo punto. Io intanto mi fermo qui sul palco con i nostri ospiti, voi potete pure rientrare. Allora, sindaco, io cedo a lei il microfono per un saluto. Grazie, un obbligo, un saluto da parte mia a tutti i presenti, i cittadini, ma anche gli ospiti che sono qua e anche gli amici, papà, mamma, zii, nonni, quello che ci sono delle nostre ragazze. Diciamo che ci avviamo verso fine stagione e quindi questo è il momento in cui Jesolo diventa la capitale d'Italia della bellezza, perché adesso abbiamo Miss Veneto, abbiamo fatto Miss Jesolo alcune settimane fa e dal 3 settembre arrivano le ragazze semifinaliste e poi si giocheranno la finale. Quindi un saluto a tutti i presenti e alle ragazze che stanno uscendo, un grande bocca al lupo e un consiglio: prendetela come un gioco, poi qualcuna vincerà, ma tutte non possono vincere. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a lei sindaco e a questo punto il microfono passiamo all'assessore al turismo Flavia Pastò. Sì, grazie a tutti, buonasera, benvenuti a Jesolo, benvenuti in Piazza Aurora. E in questa piazza ogni volta che vedo qualche evento celebrato qui mi stupisco, perché si riesce sempre a riempirsi un po' di più. Anche stasera siete numerosissimi e insomma, ci fa molto piacere, perché vuol dire che in tanti avete scelto la nostra località e insomma, passare le vostre vacanze o venire ad accompagnare le ragazze o seguire Miss Italia per noi insomma, è una cosa che scalda il cuore, quindi vi ringrazio e vi auguro una buona serata, spero di rivedere tutti quanti così numerosi anche le prossime serate, grazie.
Grazie a voi. Grazie, ci vediamo più tardi. Molto bene, molto bene, molto bene. E a questo punto ci siamo pronti. Io voglio dire quello che è accaduto oggi pomeriggio. Abbiamo fatto molte prove ovviamente, però poi i nostri giurati, che ringraziamo, poi presenteremo, si sono resi disponibili a vedere con tutta la calma dovuta le nostre ragazze. Le ragazze hanno parlato con loro, si sono presentate, insomma hanno fatto vedere a loro che non sono belle, ma hanno davvero quel qualcosa in più che cerca Miss Italia in loro, e quindi ci ha fatto molto piacere questo, e ringraziamo la giuria. Poi ovviamente vedremo con i prossimi applausi quello che sarà anche il vostro verdetto, il verdetto da parte vostra, perché l'applauso del pubblico è sempre il regalo più bello per le ragazze e per una persona che sfila. Bene, allora, cosa accadrà adesso? Vedremo uscire le ragazze a gruppi di 10, io starò lì nell'angolino solo come supporto morale, se ci fosse bisogno di intervenire, ma adesso loro si presenteranno da sole, sfileranno su questo palcoscenico e poi, insomma, andremo a vedere quello che accadrà in questo spettacolo. Allora, io mi faccio da parte e inizierei subito a presentare il gruppo delle prime 10 concorrenti. Eccole! Tra l'altro mi dà anche la possibilità di ricordare alcune aziende partner, in questo caso abbiamo con il Body Miluna, quindi ricordiamo e ringraziamo Miluna. Pronta la concorrente numero 1? Prego, si comincia! Buonasera a tutti, sono Giulia, ho 18 anni, vengo da Fossò in provincia di Venezia, sono neodiplomata in amministrazione, finanza e marketing e nella vita come hobby pratico windsurf e salsa. Buonasera a tutti, sono Valentina, ho 18 anni e vengo da Pozzo di San Giovanni Ropatoto in provincia di Verona. Nella vita studio economia e lingue e nel tempo libero gioco a pallavolo e amo giocare a beach volley. Io mi chiamo Federica, ho 19 anni e vengo da Martellago in provincia di Venezia. Nella vita studio relazioni internazionali, in particolare mi piace la lingua cinese e come sport pratico windsurf, palestra e acquafitting. Io sono Anna, ho 22 anni, vengo da San Bonifacio in provincia di Verona e nella vita lavoro come impiegata nell'azienda di famiglia. Sono Francesca, ho 22 anni, vengo da Chiarano in provincia di Treviso e sono appena laureata in Industrial Design.
ho 19 anni, abito a Villanova di Campo San Piero e nella vita sono una studentessa di estetica. Sono Martina, ho 20 anni, sono di Sant'Anna di Chioggia. Nella vita sto studiando per intraprendere la facoltà universitaria di infermieristica. Buonasera a tutti, sono Agata, ho 19 anni, vengo da Mestre e studio al DAMS di Padova. Buonasera a tutti, mi chiamo Radmila Giulia, ho 26 anni, vengo da Verona, sono laureata in lingue e lavoro nell'azienda di famiglia. Buonasera a tutti, sono Alessia, ho 20 anni e vengo da Pieve di Soligo in provincia di Treviso. Nella vita lavoro come commessa e mi occupo della parte marketing di un negozio di abbigliamento. Ed eccole qui le nostre prime 10 concorrenti che faranno un passo avanti e io ve le vado a ricordare ancora. Prego, Giulia concorrente numero 1, Valentino numero 2, Federica numero 3, Anna numero 4, 5 Francesca, 6 Seomi, 7 Martina, 8 Agata, 9 Radmila e 10 Alessia. Un applauso per loro e le facciamo rientrare in camerino. E lasciamo spazio per le prossime concorrenti, quindi dalla concorrente numero 11 alla concorrente numero 20. E a questo punto, con questo body verde, ci ricorda Equilibra. Buonasera a tutti, io mi chiamo Chiara, ho 29 anni e vengo da Piove di Sacco. Nella vita sono una parrucchiera. Buonasera a tutti, sono Chiara, ho 20 anni, vengo da Schio e nella vita studio biotecnologia.
conduttrice in una trasmissione a livello locale. Buonasera a tutti, sono Nicole, ho 25 anni, vengo da Mira e nella vita studio ingegneria chimica e dei materiali e lavoro come hostess. Buonasera a tutti, mi chiamo Samantha, ho 19 anni, vivo a Verona, nella vita lavoro come impiegata in un'azienda, le mie più grandi passioni sono la moda e il calcio. Buonasera a tutti, sono Irene, ho 18 anni, vengo da Santa Maria di Sale in provincia di Venezia e studio russo, spagnolo e inglese. I miei sport preferiti sono rugby e danza. Buonasera a tutti, mi chiamo Sofia, ho 19 anni e sono una studentessa in ragioneria. Buonasera a tutti, mi chiamo Veronica, ho 22 anni, abito a Mira in provincia di Venezia e nella vita studio al Dams di Padova. Un passo avanti, le rivediamo, Chiara numero 11, poi abbiamo un'altra Chiara con il numero 12, Elisa numero 13, Roberto numero 14, 15 Alessandra, 16 Nicole, 17 Samantha, 18 Irene e poi continuiamo e andiamo a fare un applauso per Sofia numero 19 e Veronica numero 20, eccole qui, un altro applauso per loro e le facciamo rientrare in camerino perché si preparano ovviamente per il prossimo intanto il palazzo, no, un po' questo. Sistemiamo un attimo l'asta, intanto le facciamo rientrare e io vorrei a questo punto, prima di far rientrare le prossime, salutare un'amica che ci è venuta a trovare, ci fa molto piacere, la daremo
nel finale del nostro appuntamento. Magari se la telecamera va qui, perché abbiamo Linda Pani. Alzati Linda, facciamo un applauso. Qui sotto c'è questa bellissima ragazza bionda, guarda la telecamera, eccola qui. Linda Pani l'anno scorso era su questo palcoscenico, si è aggiudicata la fascia di Miss Cinema Veneto, ma poi alle prefinali nazionali ha superato, è arrivata alle finali nazionali e lì ci ha dato una soddisfazione grandissima, perché si è aggiudicata il titolo di Miss Equilibra e Miss Social Optima. Quindi grazie Linda per esserci venuta a trovare, poi nel finale ovviamente ci vediamo. Buonasera a tutti, mi chiamo Nicole, ho 21 anni, vengo da Villafranca di Verona e nella vita sono un'insegnante di danza. Buonasera a tutti, sono Angelica, ho 20 anni, vengo da Merlano in provincia di Padova e nella vita sono una studentessa di architettura. Buonasera a tutti, sono Diletta, ho 20 anni, vengo da Grantorto in provincia di Padova e sono al numero 23. Buonasera a tutti, mi chiamo Elisa, ho 21 anni, vengo da Campodarsego in provincia di Padova e sono la numero 24. Buonasera a tutti, io sono Jennifer, ho 20 anni, vengo da Valsora in provincia di Treviso e sono al numero 25. Buonasera a tutti, mi chiamo Martina, ho 18 anni, vengo da Sottomarina in provincia di Venezia e sono al numero 26.
18 anni e vengo da Feltre. Nella vita studio al liceo linguistico e sono al numero 27. Buonasera a tutti, mi chiamo Ornella, vengo da Ciregnano in provincia di Rovigo e sono una studentessa di ragioneria e sono la numero 28. Buonasera a tutti, sono Federica, ho 19 anni, vengo da Marcon, sono una studentessa di ingegneria energetica al Politecnico di Milano e sono al numero 29. Buonasera a tutti, sono Francesca, ho 19 anni e vengo da Baone, un piccolo paesino posto sui Colli Euganei in provincia di Padova e concorro con il numero 30. Loro faranno un passo avanti e le ringraziamo ancora. Nicole numero 21, Angelica numero 22, Diletta numero 23, Elisa numero 24, Jennifer numero 25, numero 26 è Martina, numero 27 Elena, numero 28 Ornella, numero 29 Federica, numero 30 Francesca. Hanno questo body azzurro che ci ricorda Rocchetta e noi ringraziamo oggi Rocchetta per la fornitura di acqua che ci ha dato, perché col caldo che c'era è stato veramente utilissimo insieme a quelle che sono le barrette di equilibrio. Quindi grazie agli amici di Rocchetta, resti sempre tanto caldo noi serviamo l'acqua Rocchetta e siamo a posto. Grazie ragazzi, anche a voi, potete rientrare e ci vediamo più tardi. Resto sempre nel mio angolino perché in questa prima parte le protagoniste devono essere solo loro, queste ragazze straordinarie, perché le stiamo conoscendo insieme, sono veramente ragazze molto in gamba, sono le ragazze di Miss Italia. Siete pronte dalla 31 alla 39? Eccole. Stavolta col body fucsia, quindi body che ci ricorda Lost Network. Buonasera a tutti, mi chiamo Martina, ho 21 anni e vengo da Verona. Nella vita faccio la segretaria commerciale.
19 anni, vengo da Derzo, faccio l'impiegata e sono la numero 33. Buonasera a tutti, mi chiamo Tarsilla, ho 23 anni, vengo da Valdai in Vicenza e sono laureata in aviazione civile e scienza della comunicazione e sono il numero 34. Buonasera, sono Veronica, 26 anni da Conegliano e sono educatrice professionale. Buonasera, io sono Selene, vengo da Roncaglia di Ponte San Nicolò in provincia di Padova e sono appena diplomata in scenografia. Sono Jenny e vengo da Mussolente, in provincia di Vicenza. Ho 24 anni e lavoro come impiegata in un'agenzia di rappresentanze. Mi chiamo Giulia, ho 23 anni, abito a Burano e nella vita faccio la commessa. Mi chiamo Silvia, vengo da Quarto d'Altino e faccio la commessa a Murano e ho 29 anni. Ed eccoli qui, un altro applauso per questo gruppo, prego fate un passo avanti e vi cito nuovamente la numero 31 Martina, la numero 32 Mara, la numero 33 Chanel, Tarsila la numero 34, Veronica 35, Selene 36, Jenny 37, Giulia 38, Silvia 39. Un applauso per loro e potete rientrare, grazie. Adesso il microfono lo sposto io perché ovviamente poi non servirà, allora lo metto qui, così lasciamo il palco libero e vi chiedo un bel applauso per tutte queste ragazze perché sono state veramente molto ero nell'angolo e dicevo, ma io ci sto a fare qui, sono così brave, spigliate, parlano bene. Io credo sia anche merito di un grande lavoro che è stato fatto ovviamente durante le selezioni. Modashow.it, Paola Rizzotti con la sua esperienza ormai di diversi decenni, 20 anni, 30 anni che fa la regista di sfilate e eventi di questo tipo, ha pensato e giustamente ha pensato che le selezioni non devono essere solo un momento in cui si decide la ragazza che deve andare alle finali regionali, ma deve anche essere un momento formativo e quindi
quindi ecco che tutte le volte che abbiamo insistito con le ragazze di parlare, di presentarsi al pubblico, sono servite, perché questa sera si sono davvero presentate al meglio e ne siamo davvero molto orgogliosi di loro. Ebbene, allora noi abbiamo detto a inizio della nostra serata, come voi probabilmente sapete, che ci sono delle ragazze che hanno già acquisito il titolo per arrivare alle prefinali nazionali di Miss Italia, che si terranno ovviamente qui a Jesolo ad iniziare dal 3 settembre. Cosa significa? Significa che ci sono delle ragazze che hanno vinto le varie finali regionali abbinate ad aziende sponsor del nostro concorso, e quindi ecco che noi andiamo già a presentarle a voi, le andremo a conoscere tutte insieme. Allora io mi metto ovviamente nell'angolo del palco e andiamo a chiamare coloro che sono già ammesse alle prefinali di Miss Italia 2018. Eccole! Eccole qua, facciamo innanzitutto un bel applauso per tutte loro ed ora andiamo a conoscerle. Tengo a dire che noi questa sera eleggeremo Miss Cinema. Miss Cinema Veneto sarà eletta tra tutte quelle ragazze che hanno partecipato questa sera ad esclusione di loro, mentre tutte insieme, 39 le ragazze, quindi loro comprese, concorrono ovviamente per il titolo di Miss Veneto. Bene, iniziamo da lei. Conosciamo Miss Eleganza. Prego, sfilata in passerella per te. Lei è Selene Rossi, è di Roncaglia di Ponte San Nicolò in provincia di Padova e si è aggiudicata il titolo di Miss Eleganza Veneto nella straordinaria cornice della scalinata di Possagno in provincia di Treviso. E poi abbiamo Miss Equilibra Veneto Valentina Dognizioli. Lei è di Pozzo San Giovanni Lupatoto, quindi della provincia di Verona, si è aggiudicata questo titolo al ristorante Villa Monis a Cavalzere, in provincia di Venezia. Veneto invece Anna Preto Martini di San Bonifacio, provincia di Verona. Anche lei ha vinto il titolo al ristorante Villa Momis a Cavalzeri, provincia di Venezia. Villa Momis ha ospitato ben 2 finali regionali, Miss Equilibra e Miss Miluna, che è Anna Preto Martini. Poi c'è Miss Rocchetta Bellezza, che è Veronica Abbove, era Venezia. E il titolo l'ha vinto la discoteca Odissea di Spresiano in provincia di Treviso. E a questo punto è la volta di Miss Sorriso Veneto. Lei è Federica Driusso, Martellago, provincia di Venezia. Miss Sorriso Veneto è stata organizzata in piazza Fossalta di Portogruaro, quindi in provincia di Venezia. Poi Miss Sport, lei è Chanel Michielin di Oderzo. Miss Sport Veneto, Chanel se l'è aggiudicato a Rosolina Mare, in provincia di Rovigo, al villaggio turistico Rosa Pineta. Chiude questo gruppo Miss Jesolo, lei è Jessica Valerio di Marostica, provincia di Vicenza. Si è aggiudicata questo titolo speciale che la porta direttamente alle prefinali nazionali, ma non partecipa come concorrente a Miss Veneto. Jessica si è aggiudicata questo titolo, come ricordava prima il sindaco, in piazza 1° maggio in una bellissima serata di giugno, ovviamente qui a Jesolo. A questo punto, una alla volta, vi faccio fare un passo avanti. Selene Rossi, Miss Eleganza. Miss Equilibra, Valentina Dognizioli. Miss Miluna, Anna Preto Martini. Miss Rocchetta Bellezza, Veronica Bove. Miss Sorriso, Federica Driusso. Miss Sport, Chanel Michelin. E Miss Jesolo, Jessica Valerio. Un bel applauso per tutte loro, perché loro saranno già delle 3 finaliste di Miss Italia, e quindi per loro un primo ostacolo è davvero superato. E quindi in bocca al lupo, ragazzi, e questo pubblico che qui con noi farà
ovviamente sempre e solo il tifo per tutte voi, insieme ovviamente alle ragazze che andranno a vincere questa sera. Grazie davvero e complimenti ragazze, mi raccomando, preparatevi bene perché le prefinali sono toste, però insomma, come potrebbe raccontarci Linda, come potrebbe raccontarci anche Anna Martinez, che sono toste, però possono dare sicuramente delle grandissime soddisfazioni, come è accaduto con loro e come è accaduto con tante altre ragazze del Veneto, perché stavamo parlando prima con i nostri giornalisti che sono venuti a trovarci. Insomma, noi abbiamo avuto un secondo posto, un titolo nazionale con la Miss Veneto Sara Nervo, abbiamo ottenuto un terzo posto e un titolo nazionale Miss Miluna, poi abbiamo avuto altri piazzamenti con assegnazione di titoli nazionali. L'anno scorso una soddisfazione straordinaria con 2 ragazze che hanno vinto 3 titoli nazionali, e poi io lo dico, l'ho detto prima e lo dico molto felicemente, Katie Stevanato, poi avrò modo di parlare anche con lei, da questo titolo, dal titolo di Miss Veneto, ha deciso di avventurarsi nel mondo della moda, si è trasferita a Milano perché a volte vincere un titolo così importante ti può dare quella voglia di svoltare la vita, e sta ottenendo dei grandi successi anche non solo in Italia ma anche in tanti paesi dell'Europa, quindi siamo molto molto felici per te Katie, poi magari ci verrai a raccontare quello che hai fatto. Bene, io ho detto tutto questo perché adesso è il momento di assegnare un altro titolo, che è il titolo di Miss Cinema Veneto. Bagni ha fatto, è il suo, quasi quasi è dispiaciuta, chi me lo porta via il titolo di Miss Veneto? Siete pronte? Tutte le candidate al titolo di Miss Veneto, quindi abbiamo detto tutte le 39 candidate ad esclusione di quelle che sono già delle prefinaliste. Eccole qua, posso passare tra voi ragazze? Permesso? Eccole qua le nostre candidate a titolo di Miss Cinema Veneto. Mi scuso se prima ho sbagliato, purtroppo. In tante parole che si dicono una sera una può sfuggire. Però, Miss, avete capito che è Miss Cinema Veneto? Sì, l'importante poi devono capirlo loro, perché poi altrimenti loro devono saperlo. Bene, a questo punto c'è l'assessore Flavia Pastò che salirà sul palco con fascia, e poi io non so se ho visto che sono alzate delle persone dal parterre, dalla prima fila, non so chi mi raggiungerà. Prego i nostri ospiti, sono sicuro l'assessore Flavia Pastò, questo ne ho la certezza, però poi arriverà con delle amiche, con delle ospiti, con oh Dio mio, Linda Pani, assessore, non aveva altra persona da portare sul palco che no. Sto scherzando. Linda, senti, grazie per la correzione ovviamente, perché quando si dà così, com'è vedere da lì sotto questa serata, dove tu l'anno scorso, anzi noi l'anno scorso eravamo lì perché il palco era girato, com'è vederla dalla platea? Una sofferenza, le sto invidiando un pochino, sono sincera, perché l'emozione dell'anno scorso era veramente tanto grande, e adesso sono più tranquilla, però so come si sentono loro, e la sorpresa più grande è stato ricevere il titolo di Miss Cinema Veneto, dal quale dopo è partito tutto in salita, per cui ci sono veramente affezionata, e quindi vederlo è bello, però viverlo un po' di più. Insomma, lei ha ottenuto delle grandissime soddisfazioni, lei ha vinto il titolo di Miss Cinema Veneto, poi è arrivata alle finali, hai vinto il titolo di Miss Equilibra e sei stata protagonista di tantissimi eventi di Equilibra, non solo in Italia ma anche all'estero. È stata Miss Social, la Miss Social ottima, quindi l'abbiamo vista condurre tutti i vari collegamenti sul web della prima Miss dell'anno, insomma una bella soddisfazione. Parecchio, e non è finita qui, si spera, quindi speriamo insomma di procedere sempre in alto. Assolutamente. Assessore,
Che dice di queste ragazze di Miss Italia? Io direi che Jesolo porta bene, poi chi lo sa anche per la nuova, però secondo me la strada che stanno facendo le ragazze che vengono elette qui per il momento è una strada molto interessante, quindi portiamo bene. E poi sono delle brave ragazze, io chiedo un applauso per loro perché questa è la cosa più importante. L'abbiamo detto anche oggi in riunione. Bene, vi lascio voi al centro perché a questo punto io mi faccio da parte e vado. Mi fate stare qui nell'angolino perché dovete stare voi al centro. Vince il titolo di Miss Cinema Veneto e quindi ammessa alle prefinali nazionali di Miss Italia la concorrente numero 1 Giulia Zancato di Fossò in provincia di Venezia. E lei, Giulia numero 1, è Miss Cinema Veneto. Lasciamo il tempo di fare la foto, ovviamente complimenti Giulia e preparati perché tu ti unirai al gruppo delle altre concorrenti, ovviamente delle altre prefinaliste. Grazie Assessore, grazie Linda, ovviamente ci vediamo nel gran finale con tutte sul palco e a questo punto io vi rimanderei tutte quante nel camerino e grazie, ci vediamo più tardi, grazie, potete rientrare. Molto bene, facciamo rientrare tutto il tempo che ci vuole. Ecco, vieni guarda Miss Cinema, mettiti al centro qui, così almeno facciamo contenti gli operatori, i fotografi, poi ovviamente alla fine fate tutte le foto che vi servono, stai al centro del palco, così lasciamo agli amici operatori, fotografi fare il loro lavoro, perché fanno un lavoro preziosissimo e noi li ringraziamo tutti quanti davvero, perché fai la passerella. Complimenti, altra ragazza che andrà alle prefinali di Miss Italia. Voglio anche ricordare una cosa importantissima, perché questa sera si conclude la parentesi di Miss Veneto. Allora, io ho pronta la Tiziana, però aspetta, perché adesso vi spiego cosa succede. Ormai noi lo stiamo facendo in tutte le serate da inizio della stagione, noi facciamo un collegamento sulla pagina Facebook di Miss Italia Veneto nel momento delle premiazioni. Però non partiamo a caso, ma proprio lanciamo un collegamento. Quindi lo potrete vedere nei prossimi giorni. Magari guardateci dal vivo, perché è capitato in una piazza dove una signora era talmente presa che ci guardava sul telefonino. Vabbè, tutto, ma visto che poi resta pubblicato sulla pagina Facebook, ve la vedete quando volete, quindi ci prepareremo anche per questo, ma io prima di andare ad avvicinarsi al momento importante di questa serata, perché poi Miss Veneto è attesissima questa premiazione, vorrei sul palco ancora una volta colei che il titolo di Miss Veneto lo ha vinto quasi un anno fa, a differenza di qualche giorno, Miss Veneto 2017, Ketty Stevanato. Vieni Ketty. Eccola qui con noi. Bellissima e sempre più bella. Ketty, allora io ho anticipato qualcosa di quello che tu hai fatto in quest'anno, ma com'è andato quest'anno da Miss Veneto? Allora, quest'anno è andato veramente bene, la mia vita è cambiata completamente dal 21 agosto dell'anno scorso e mi sono trasferita a Milano, ora lavoro sotto un'agenzia di moda e procede davvero molto bene, sono contentissima, sto facendo esperienze che non avrei mai detto che riuscissi a farle, in realtà sta andando in una maniera veramente fantastica, soddisfazioni a 1000 a partire dall'anno scorso e spero veramente che continui così. Ma cosa è? Questa ragazza l'anno scorso era timidissima, io ho visto, abbiamo rivisto i filmati ovviamente dell'anno scorso per vedere anche qualcosa per prendere spunto, perché questa sera era timidissima, non ci credeva proprio nel momento in cui ha vinto. Poi ti è scattato qualcosa nella testa, cosa ti ha cambiato questo concorso? Mi ha dato la forza e il coraggio di dire ok, ho vinto il titolo di Miss Veneto, posso fare qualcosa
e per cui ho ricevuto proposte di lavoro, ho ricevuto proposte per andare su a Milano e non potevo sprecare un'occasione del genere, per cui tra questa serata qui che è stata completamente inaspettata, un orgoglio da parte mia, il sostegno dei miei genitori, di mia sorella, di tutti, e per cui il sostegno di questa serata e anche per andare a Milano ho avuto il loro consenso, per cui come non farlo, cioè bisognava. Ecco, io credo che la Katie sia davvero la miglior testimone per Miss Veneto, anche perché tu l'anno scorso hai portato le prefinali, sono state un po' dure, tu sei una di quelle che non sei riuscita ad arrivare tra le 30 finaliste, però questo dimostra che Miss Italia offre sempre delle importanti opportunità. Poi ci vuole la grinta, il carattere, la voglia di provarci e di non mollare mai, e Katie questo ha fatto ed è per questo che sta ottenendo questo grande successo. E poi, diciamocelo chiaro, come ho detto delle altre ragazze, è una gran brava ragazza e questa è la cosa più importante. Grazie mille, sono davvero contenta, grazie. Ci vediamo dopo per le premiazioni, non puoi mancare. Katie, vai, una passerella di nuovo, una passerella. Gianmarco, trova la base. Katie Stevanato, lei è Miss Veneto 2017. Ci siamo amici che ci state seguendo da dove? Dagli smartphone, da qualche piattaforma, dal computer, da casa, da ovunque ci stiate seguendo. Noi siamo qui in Piazza Aurora a Jesolo per la finale di Miss Veneto 2018 e questo è il pubblico di Piazza Aurora. Andiamo Tiziana con una carrellata e questo applauso arriva da questa bellissima città. Abbiamo fatto uno spettacolo con musica, con cantanti, con tutto quello che si può fare in una serata importante come Miss Veneto, ricordando ovviamente che anche quest'anno Jesolo ospiterà quelle che saranno le prefinali nazionali di Miss Italia. Qui arriveranno oltre 200 ragazze da tutta l'Italia dal 3 settembre, ma la cosa importante per noi questa sera è scoprire chi sarà la Miss Veneto 2018. Noi siamo pronti a chiamare tutte le ragazze, tutte le ammesse a questa finale regionale e scoprire chi sarà quella che è la Miss Veneto 2018. Allora io mi faccio da parte e a questo punto pronte le nostre 39 candidate al titolo, eccole qui tutte insieme, tutte sul palco, vai!
attraverso le varie postazioni internet e soprattutto per voi che siete qui ovviamente in piazza Aurora Jesolo. Iniziamo a invitare il sindaco Valerio Zoggia con fascia, arriverà Paola Rizzotti con la corona titolare agenzia Modashoe.it insieme a Paola, poi arriverà anche Katy Stevanato, Miss Veneto 2017. Venite qui al centro del palco. Paola, un saluto da parte tua. L'emozione c'è, ne parlavo prima con le ragazze perché stasera si conclude un lungo percorso, c'è questa tradizione, Jesolo accoglie Miss Italia a braccia aperte, questa piazza capovolta perché è la prima volta che la vediamo in questa nuova veste, secondo me si è dimostrato un esperimento validissimo, grazie anche a tutti gli operatori, a Vittorio, il presidente del comitato, tutti i suoi collaboratori che veramente hanno reso possibile tutto questo. Ho i brividi perché comunque finisce un lungo percorso di tappe, l'emozione delle ragazze la viviamo anche noi, sai, e quindi non lo so, si parlava anche prima col sindaco, aspettiamo questa Miss Veneto, ma un in bocca al lupo a tutte le altre ragazze che sono state veramente bravissime in questi mesi che siamo state insieme con le varie tappe di Miss Italia, ma soprattutto posso dirlo anche ai loro familiari perché insomma le hanno accompagnate un po' in giro per il Veneto. Grazie a Jesolo, grazie a questa piazza rinnovata che veramente ci ha così accolti e in bocca al lupo a tutti. Grazie. Sindaco, vuole aggiungere qualcosa? Ma diciamo che è il momento più bello e più atteso, ma anche il più difficile, perché ovviamente premiare solo una ragazza su 39 non è facile e dispiace perché potrebbero essere tutte figlie mie e quindi mi dispiace, però quindi volevo infine, prima di premiare appunto la vincitrice, risalutare tutto il pubblico che è presente perché una piazza piena così è sicuramente soddisfazione per la città. Grazie a tutti per la serata. Tutti quanti noi davvero. Katy, arriva l'amica che ti ha già portato via la corona all'inizio della serata, ovviamente non è vero, l'ha presa in consegna il sindaco e a questo punto andiamo a premiare la prossima Miss Veneto. Esatto, io vorrei fare un grandissimo in bocca al lupo a questa ragazza, le auguro il meglio, di fare un grandissimo percorso, di stare tranquilla e di godersi soprattutto le prefinali, quel che sarà, ma di stare tranquilla e godersela in tutto per tutto. Grazie, allora io vado da questa parte, se mi lasciate l'angolino qua perché io voglio viverla insieme a voi, posso? Mi metto da questa parte, grazie. Vince Miss Veneto 2018 la concorrente numero 23, Diletta Sperotto di Gran Torto in provincia di Padova. È lei Miss Veneto 2018. Lei, Diletta Sperotto con il numero 23, arriva da Gran Torto. Miss Veneto 2018 riceve la fascia corona, eccola qui, è stata consegnata dal sindaco, il bacio da Katy Stevanato che la vede emozionata tanto quanto il premio vinto lo scorso anno e mi fa davvero molto piacere, questi sono dei momenti davvero bellissimi. Abbiamo visto con noi Giulia la concorrente numero 1, Valentina la numero 2, Federica, Anna la numero 4, Francesca la numero 5, Stephanie la numero 6, Martina la numero 7, Agata la numero 8, Radmila la numero 9, la 10 è Alessia, la 11 Chiara, la 12 un'altra Chiara, la 13 Elisa, la numero 14 Roberta, la numero 15 Alessandra, la numero 16 Nicola, la numero 17 Samantha e poi abbiamo Irene numero 18 e poi ancora abbiamo avuto Sofia con numero 19, 20 Veronica, 21 Nicole, 23 Angelica, 23 Diretta, 24 Elisa, 25 Jennifer, fatemi l'applauso, sostenetemi, fatelo le ragazze ovviamente, la numero 26 Martina, la numero 27 Elena, la numero 28 Ornella, la numero 29 Federica, la numero 30 Francesca, 31
intanto la grande protagonista, i grandi protagonisti di Miss Italia in Veneto e in tutte le altre regioni d'Italia siete sempre e solo voi, insieme alle ragazze, questo straordinario pubblico che ci viene a trovare in tutti gli appuntamenti. Grazie Nicola Stevanato, grazie. E come si fa a non farvi fare la passerella ai fratelli Stevanato? Allora Gianmarco, guarda, con la Chetti Stevanato fai la passerella anche tu. Grazie a Miss Italia, grazie a Patrizia Mirigliani, grazie allo staff di Patrizia Mirigliani, grazie a voi e grazie a queste bellissime ragazze, perché se Miss Italia esiste perché ci sono queste bellissime ragazze con le loro famiglie. Ma intanto noi questa sera abbiamo eletto Diletta Sperotto Miss Veneto 2018. Grazie, ciao, buona serata a tutti. Miss Cinema Veneto 2018. Miss Italia fa la differenza. Ciao, sono Diletta Sperotto, sono Miss Veneto 2018 e Miss Italia fa la differenza.